Ciao ed eccoci qui per la recensione di questa palette. Questa palette è la Finger 3 Azur di Piteraku. Io in questo video ho fatto praticamente due clip in cui vi ho fatto un occhio di un colore e un occhio di un altro e altre due clip con entrambi gli occhi uguali, così vi faccio vedere più utilizzi di questa palette. Allora, questa palette vi arriva così, vedete questo adesivo? È messo qui al centro che tiene chiusa la palette. Come vedete è molto carina con questa mappa del tesoro disegnata. Si apre a libro così, è calamita, si chiude a calamita, si apre a libro così, si piega completamente dietro e queste sono le colorazioni di questa palette. E vi devo dire che all'inizio, appena uscita, non mi aveva molto convinta. Poi ho visto un video di presentazione di Julia Cova e ho deciso di prenderla. Adesso che l'ho presa ne sono felice perché vedo delle colorazioni particolari che è bella da avere. Anche come collezione con questo pack non è niente male. E poi aprendola completamente, da una parte c'è uno specchio che io di solito utilizzo in piedi così che riesco a vedermi, mentre dall'altra parte c'è un messaggio di... aspettate, forse ve lo faccio vedere al contrario. C'è un messaggio qui di Julia Cova. Questo qui sarebbe il messaggio che ha scritto il capitano Julia Cova. Allora, per adesso vi lascio vedere le clip che ho realizzato sull'utilizzo di questa palette e ci vediamo dopo le clip dei make up per la mia recensione finale. Ed eccoci qui per il primo make up che voglio realizzare con questa palette. Come primo make up farò un occhio di un colore e un occhio di un altro colore perché volevo utilizzare i tre colori più accesi, però se faccio un trucco uno per uno la situazione diventa lunga, per cui iniziamo con questi colori. Allora, prima di tutto metto questo colore chiaro, questo qui, che è l'unico colore veramente panna opaco che c'è nella palette, e lo metto giù per illuminare l'arcata sopraccigliare. Qui vado un po', ma cioè nel senso che adesso volevo mettermi la palette così, di solito lo specchio è qui sopra, però adesso invece lo specchio ce l'ho di qua. Vediamo se riesco ad utilizzarlo. Sì, dai, giro la palette così e lo specchio riesco ad utilizzarlo. Allora prendiamo questo colorino qui e lo mettiamo qui sulla piega. Vedo che su di me si nota quel giusto che mi interessa, che un colore illuminante opaco che da mettere qui ci sia. Allora, poi passo a un colore di transizione sulla piega e metto questo qui, il primo colore chiaro dei colori opachi sul marroncino. Ho notato che questi colori marroncini opaco hanno cioè adesso non so se si nota, hanno un fondo di giallo, qualcosa di giallognolo. Non so se sia sul mio incarnato che fanno questo effetto, però mi dà l'impressione che ci sia qualcosa di giallognolo su questi colori marroncini. Ok, dopo aver fatto le due pieghe più o meno uguali, più o meno diciamo per davvero, e iniziamo con, allora,
Volevo utilizzare questi due su un occhio, questo lo vedete qui azzurro, però sembra che abbia anche un fondo di violaceo questo qui, e poi il rosso. Allora inizio con il violaceo blu. Allora provo con il pennello, perché io di solito me li metto con il dito questo colore. Adesso provo con il pennello, aspettate che ho perso lo specchio. Provo con il pennello, e questa sarebbe come vedete, con il pennello non concludo praticamente niente. Allora prendo il dito, questa è la colorazione, e vado di dito, che è tutta un'altra faccenda. Non capisco perché io adesso che sto registrando questa clip, sul mio occhio dà un sentore di violaceo, mentre vedendo lo schermino della videocamera lo vedo azzurro-blu, più azzurro che blu sinceramente. Adesso non so sinceramente poi quando riguarderò le clip come sarà questo colore. Comunque da quello che vedo al naturale e quello che vedo lì in clip, vedo due cose completamente diverse. L'unico problema adesso è che io volevo fare a tutta palpebra, per cui adesso riprovo a riprenderlo con il pennello, perché vorrei qui la parte finale farlo a tutta palpebra di questo colore azzurro viola, cioè al naturale è viola, vi assicuro. E allora volevo fare questo qui, che allora un occhio lo facciamo di questo colore, l'altro lo faccio sul rosso. Ok, adesso riprovo con il pennello, vediamo se il rosso scrive oppure meno, però mi sa che è la stessa identica cosa. Voi che dite? Scrive un po' di più o è la stessa identica cosa dell'altro occhio? Io comunque ci vado di dito perché altrimenti non finisco più. Prendo il colore sul mio dito, che sarebbe questo qui, e ci vado a piazzicare questo colore. Ok, adesso come nell'altro occhio ci provo a riprendere il pennello giusto per fare un punto qui, perché di questa palette una cosa che ho notato utilizzandola, che mancherebbe un colore o marrone scuro o un nero, giusto per volendo intensificare di più gli angoli esterni, se no è più sì, no, è un po' limitante la situazione se si vuole inscurire gli angoli esterni. E queste sono le cialde, aiuto, queste sono le cialde, come vedete, ma c'è questo qui che sembra scuro, ma vi assicuro che l'altro giorno avevo messo questo e questo nell'angolo esterno, vi assicuro che si vedeva sì la differenza tra blu, viola e grigio, si vedeva la differenza di colore, però non era quell'inscurire che può dare un colore opaco o marrone scuro o nero. Poi c'è anche questo, ma è sempre il solito discorso, vedete che anche se li avvicinate così ad occhio vi accorgete che come tonalità sono sullo stesso grado di tonalità, anche se cambiano colorazioni, per cui è molto difficile fare un punto veramente scuro. L'opaco più scuro è questo,
e non è veramente scuro, diciamo. Poi più avanti vi faccio vedere altri make up così vedrete anche quelli. Allora, questi qui sono i miei due occhi. Facciamo l'angolo interno. Allora, l'angolo interno dell'occhio volevo utilizzare questo qui più chiaro, il bianco, e proviamo a mettere questo bianco che fa anche presto. Se avete il pennello un attimino zozzetto si sporca subito. Allora io inizio da questa parte, vedete che il bianco rispetto agli altri due scrive con il pennello, non trovo la stessa difficoltà a prenderlo con il pennello. Gli altri sono più duri di colorazione forse. Allora, vedete anche qui sul pennello si nota che c'è il colore, mentre in quelli che ho utilizzato sia qua che qua non prendeva niente. Però la sfumatura qui con il colore violaceo blu, sì, mi sta piacendo la sfumatura come sta venendo con questo colore più chiaro. Forse ne sto abbondando un po' troppo, forse sto mettendo un po' troppo di bianco, o forse va bene così. Facciamo anche l'altro occhietto, forse ne metto un po' di più. Ed eccoci qui fatto questo primo make up. Metto il mascara e vi faccio vedere il risultato con il mascara. Ed ecco messo il mascara. Questo è il risultato di questi due occhi, di questi due make up fatti in uno, giusto per agevolare un po' la situazione, altrimenti non finisco più di fare make up con questa palette. Allora, per fare più velocemente anche il video, ho pensato di presentarvi presentarveli così, di fare doppi occhi quando ho la possibilità di farlo. Mi allontano. Io qui ho messo un rossetto nude qualunque, ho messo un board meeting di Huda Beauty e questo qui sarebbe un po' il risultato che, per quello che si può vedere con queste due tonalità. Ok, adesso non so la prossima clip se farò un video completo di entrambi gli occhi, perché avrei intenzione anche di fare un'altra clip utilizzando al centro, cioè di base, sulla maggior parte dell'occhio il colore verde e il colore grigio, così vedete queste due tonalità. Poi gli altri qui più naturali mi faccio un trucco completo che penso anche di uscire. Beh, a parte che mi piacciono anche questi qui, da una botta di colore su. Come Fallout non ne ho visto, per cui sarà perché l'ho messo anche con il dito, il pennello l'ho utilizzato proprio giusto qui alla fine dell'occhio, giusto per riuscire a portare il colore più verso la fine. Però anche questa tecnica di truccarsi senza inscurire con un marrone scuro o con un nero la parte finale non è che mi dispiaccia molto. Diciamo che sto utilizzando una nuova tecnica che di solito non faccio, perché di solito inscurisco sempre la parte finale, per cui sto provando questa nuova tecnica di make up sui miei occhi. Ok, allora per questa clip vi saluto e vi aspetto nella prossima clip che proviamo un altro make up. Ed eccoci per un altro make up doppio occhio. Allora, in panna questo qui l'ho già messo, adesso metto il colore più chiaro degli opachi, sempre come sfumatura. Poi con un pennellino più da precisione, sempre da sfumatura, questo è il 231 di Zoeva, mentre l'altro
è quello solito che mi vedete utilizzare, che è questo pennello doppio di Kiko, di una collezione natalizia dell'anno scorso o di 2 anni fa. Comunque adesso con questo pennello volevo provare a mettere, sempre nella piega, il colore questo qui subito dopo, nella scala degli opachi sarebbe il secondo di quelli più chiari. E lo metto giusto qui nella piega, a parte che si nota e non si nota, con il primo sembrano quasi uguali, che infatti i primi due colori sono gli unici sulla mia carnagione che riesco a portare come piega, perché poi questo e questo vanno più verso il scuro e su di me si notano che sono più scuri, sarebbero più adatti da mettere qui come finale, sempre però per un discorso tranquillo, perché non sono veramente scuri, sono una via di mezzo. Allora, dopo aver fatto questo, adesso proviamo con il verde. Allora, prendo sempre il mio pennellino, la cialda è quella verde, un po' si è preso di colore, vediamo se rispetto agli altri il verde, mi sa che anche il verde è meglio prenderlo con il dito. Eccolo qui. Beh, come verde è un bel verde smeraldo che mi piace, forse si chiama anche, infatti si chiama smeraldo anche. Ok, come nell'altro caso, nell'altra clip, il resto lo prendo con il pennellino, perché qui sul finale ci vado un po' male, giusto per non sbavare anche qui sotto, altrimenti dovrei fare la riga anche qui sotto di un po' di colore. Lo prendo qui sul finale con il pennello e con un po' di pazienza cerco di mettere il colore anche qui. Però bello questo verde. Anch'io che con i capelli chiari così, questo verde me lo vedo addosso. Ok, adesso passiamo all'altro occhio utilizziamo il grigio, questo qui. Sempre il solito discorso, proviamo con il pennello e vediamo che effetto che fa. Cioè un'altra tecnica sarebbe quella di bagnare il pennello, però preferisco metterlo con il dito, forse è questo grigio. Io ci uso sempre il dito, però diciamo che sarà perché ha la base più scura che qualcosa di diverso c'è. Questo qui sarebbe il colore e ci vado direttamente con il dito anche su questo. Ok, beh, questo qui vedete che inscurisce. Il resto lo faccio con il pennellino, cercando come il mio solito di non scendere troppo, altrimenti dopo qui devo farci la riga sotto, ma in questi casi non mi andava di fare il trucco anche sotto, ma si può fare tranquillamente. Ok, anche per questo grigio mi sembra di essere riuscita a metterlo. E adesso passiamo alla parte centrale, che anche in questo caso rimango sempre su queste 4 tonalità, metto il bianco. Cerco di pulire bene il pennello perché il bianco è una rogna che si sporca subito. Come il solito il bianco lo si prende tranquillamente e lo metto qui. Però anche questo qui, questo grigio non è niente male.
come colorazione. Ci sono quei giorni in cui si sente il bisogno di vedersi anche l'occhio scuro e diciamo che questo grigio non è messo così a tutta palpebra, non è niente male. Anche il verde non mi dispiace, comunque mi stanno piacendo come colorazioni. Ok, metto il mascara e ci vediamo con il mascara addosso. Ed ecco l'effetto con il mascara addosso, verde e grigio. Vi devo dire che anche questi due colori mi piacciono molto, anche messi così palpebra intera. Mi stanno veramente piacendo. In questo caso ho continuato ad utilizzare il rossetto della scorsa clip, il board meeting, però vi devo dire non ne sono molto convinta sinceramente. Non so, forse qualcosa di più sul rosino, forse. Comunque questo rossetto non mi convince molto, però a parte il rossetto siamo qui per valutare la palette e vi devo dire che anche queste due tonalità non sono niente male. Fallout inesistente, perfetto anche questo make up. Alla prossima clip! Ed eccoci per un altro make up, solamente che questa volta faccio entrambi gli occhi uguali perché devo uscire. Ho già messo il colore panna qui sopra e come transizione ho messo questo. Allora adesso volevo mettere questo qui che sarebbe quello centrale degli shimmer sulla palpebra mobile e adesso vediamo se riesco a metterlo con il pennello. Sicuramente passerò con il dito, però vi faccio vedere con il pennello quanta scrivenza può avere da prodotto asciutto senza bagnare il pennello. Questa qui è la quantità che ho raccolto sul pennello e così dovrebbe essere la sua scrivenza con il pennello. Ci faccio un'altra passata, ho ripreso colore, sbatto l'eventuale eccesso e così scrive questo colore con il pennello. Passo a prenderlo con il dito, questa è la colorazione e lo metto con il dito e come vedete è tutta un'altra storia. Però vi devo dire che questa tecnica con il dito mi diventa più veloce fare il make up. Ed ecco fatto, poi qui metto un colore opaco, qui metto un altro colore più luminoso, comunque adesso vediamo, faccio l'altro occhio intanto. Passiamo adesso a fare l'angolo interno che metto questa volta. Negli altri trucchi ho utilizzato il triangolo, questo qui che si chiama Diamond, che si chiama Diamond. E mentre adesso metto questo qui che sarebbe il colore più chiaro di questa fila di shimmer che si chiama French's Drac. Questo qui lo prendo con il pennellino, questo è quello che sono riuscita a prendere con il pennellino e proviamo a metterlo, cioè proviamo, l'ho già fatto, per cui per scrivere è quando che devo fare proprio qui il centro che mi ci vorrebbe troppo tempo a farlo con il pennello da asciutto, per cui preferisco fare con il dito e faccio più velocemente. E questo qui sarebbe il mio punto luce qui all'interno. Dopo aver fatto il punto luce, questa volta sull'angolo esterno voglio usare l'opaco Edward Lowe, questo qui che sarebbe il colore più scuro degli opachi e lo metto qui nella parte finale. Lo prendo questo con il pennellino,
sbattiamo l'eccesso, questo è il colore e lo metto qui nella parte finale. Questo sarebbe il punto più scuro che si può riuscire a fare con gli opachi. Ci faccio più di una passata per intensificare il punto qui scuro. Questo è l'effetto con 2 passate, ne provo un'altra. E questo qui sarebbe con 3 passate il punto più scuro con gli opachi che si può ottenere. Faccio anche l'altro occhio. Questo qui sarebbe il risultato senza mascara, metto il mascara e torno. Ed ecco il risultato con il mascara. Questo mascara che ho utilizzato è quello di Pat McGrath. Questo qui è l'unico mascara della linea Pat McGrath e vi faccio vedere sulle labbra. Comunque è un trucco molto anche delicato, diciamo, quasi tranquillamente da giorno. Sulle labbra invece ho voluto mettere Modern Woman di Pat McGrath, questo rossettino qui. Questo è il risultato del mio make up di oggi. Ok, io adesso mi cambio ed esco. Ci vediamo per la prossima clip, che ne farò un altro sicuramente di make up. Penso che il prossimo sarà l'ultimo e poi vi dirò la mia recensione conclusiva. Comunque sicuramente un altro make up. Alla prossima clip! Ed eccoci qui per l'ultimo make up con questa palette. Ho già fatto l'arcata sopraccigliare e la piega utilizzando il bianco panna e questo colore qui. Adesso sulla palpebra mobile volevo utilizzare questo colore, il colore qui più scuro di questi beigeolini qui, questo qui. Allora proviamo a prenderlo con il pennello e vediamo se con il pennello da asciutto scrive qualcosa. Questo è l'effetto con il pennello da asciutto, ma io, come ho fatto con gli altri make up, ci metto il dito, questa è la colorazione, e la metto così. Con il pennello prendo sempre lo stesso colore e con pazienza, visto che non è che scriva molto, cerco di pressarlo qui alla fine dell'occhio. Nella parte iniziale dell'occhio prendo questo qui, il colore più chiaro di questi qui. Questa è la colorazione e lo metto qui, sfumandolo anche sopra a quello che avevo messo prima. E questo è il risultato. Ok, dopo aver fatto entrambi gli occhi, metto il mascara e il rossetto e torno. Ed ecco il make up finito. Questa volta, vabbè, in questo clip ho utilizzato come mascara il Monsieur Big di Lancôme e questo è il risultato finale. Con il rossetto, lo rossetto ho messo Og Lolita di Kat Von D. Questi qui sono in mini taglia, non so neanche se ci sia ancora questa colorazione. Comunque io l'avevo presa l'anno scorso, mi sembra che avesse fatto un kit di questi mini taglie. E questo qui è il risultato dell'ultimo make up che vi propongo. Ci vediamo dopo con la prossima clip con la recensione finale.
Ed eccoci qui per la recensione finale. Allora, come avete visto dalle clip, l'ho utilizzata principalmente con il dito, principalmente per la parte qui centrale, perché con il pennello non è che mi scrivesse molto al pennello asciutto. Io utilizzare il pennello bagnato e poi pucciare sulle cialde non mi piace molto, perché nella maggior parte dei casi sulle cialde si forma una leggera patina che poi è da grattare via e sinceramente non mi piace utilizzarlo come metodo, preferisco utilizzare le dita, che lo trovo anche più veloce sinceramente per fare qui la parte centrale. Poi gli angolini mi arrangio con i pennelli. Allora, come avete visto, sono riuscita a fare diversi make up, vi ho fatto vedere anche l'utilizzo di queste colorazioni che sono molto vamp, diciamo, rispetto ai toni neutri che ci sono all'esterno di questa palette. Qui per fare la piega ne abbiamo di tutte le generazioni. La colorazione che io utilizzo di più è questa qui sopra e questa. Già questa per me sarebbe sul scuro e queste qui tendo ad utilizzarle sull'angolo esterno. Solamente che per utilizzarle sull'angolo esterno posso utilizzarle con queste colorazioni o con queste, nel senso che mettendo questo e queste colorazioni insieme sul mio occhio cioè non hanno il stesso tono di colore, nel senso che queste qui sono troppo scure e queste sarebbero troppo chiare da mettere qui nella parte finale, per cui secondo me, adesso non mi ricordo se ve l'avessi già detto facendo i make up, che ci manca una colorazione più scura, perché questo opaco già mettendo questa colorazione con questo alla fine già siamo arrivati al limite, perché con questa e questo già sono simili, per cui secondo me una colorazione più scura, giusto per poter utilizzare anche questo e aggiungerci un altro colore ancora più scuro alla fine, forse ci stava, però non c'è, per cui è molto, come avete visto nelle clip, queste colorazioni le uso a palpebra piena e non utilizzo altre colorazioni, tengo ad utilizzare esclusivamente queste. Diciamo che come conclusione finale non è che mi dispiace, perché anche avere tutta una colorazione sulla palpebra mobile per me mi trovo bene lo stesso. Comunque è un punto che ho voluto dirvelo, perché rispetto ad altre palette che sono abituata ad avere un nero o un marrone veramente scuro che con tutte le colorazioni si abbina bene e riesco a fare la parte finale, e ho trovato che qui non c'è. Allora adesso vi lascio come si dice, agli swatch di questa palette. Diciamo che come swatch ho deciso di fare questa riga e poi quelli centrali, per cui vedrete 3 foto. Ok, dopo aver visto gli swatch di questa palette vi dico che a me sta piacendo, a parte un tra virgolette difettuccio, ma era anche un mio problema. Mi ero truccata con questo colore qui alla fine ed era un giorno in cui avevo il raffreddore e gli occhi che mi lacrimavano. Io ho voluto truccarmi lo stesso e vi devo dire che con l'occhio che aveva una lacrimazione più accentuata rispetto al normale, la parte qui finale si è veramente cancellato, è veramente andato via la colorazione. Questa colorazione mi è completamente sparita qui dalla parte finale. Dopo, perché volevo rendermi conto se era proprio per quel discorso che avevo gli occhi più irritati dal raffreddore che è andato via, ho voluto provarlo da normale che non c'avevo il raffreddore e ho visto che è resistito. Ah, una cosa forse mi sono dimenticata di dirvi: in tutti i make up ho sempre utilizzato un primer, in questo caso ho utilizzato questo qui di Fenty Beauty, però qualsiasi primer può andare bene. Io non l'ho utilizzata
a palpebra nuda, diciamo, senza niente sotto. È un mio vezzo di utilizzare sempre e comunque un primer, sia per proteggermi dalle colorazioni, perché sapete che certe colorazioni, su questo caso non lo so, anche per il fatto che utilizzo sempre il primer, ma a me anni dietro è successo che senza primer mi sono macchiata le palpebre. Utilizzando il primer evito questo discorso, per cui posso sbizzarrirmi con qualsiasi colorazione. Ok, allora io vi ho fatto vedere il clip dei miei trucchi e vi devo dire, come vi ho già ripetuto durante questo video, che questa palette è veramente molto bella. Io sono felice di averla presa. Sono colorazioni che, viste d'impatto così, anche a me hanno dato l'idea che siano i soliti nude, non so cose mi piacciono oppure no, però se avete visto il clip precedente vedete che effetto che fanno le colorazioni sugli occhi, per cui diciamo che ha il suo perché anche questa palette. Ok, allora dopo avervi detto che questa palette mi piace, io vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!